progetto Campus è la risposta che l'Ateneo di Verona ha elaborato per un bisogno molto pressante, molto urgente degli studenti e delle studentesse dei giorni nostri, vale a dire il bisogno di un accompagnamento e un counseling anche a livello psicologico. Siamo arrivati da un periodo molto difficile, che è stato quello della pandemia, in cui gli studenti e le studentesse sono dovuti rimanere a casa e adesso si ripresentano delle problematiche. È un disagio importante, è un disagio significativo, è una richiesta che anche il Consiglio degli studenti ci ha rivolto. Quindi il nostro progetto non è semplicemente un progetto di accompagnamento o di orientamento in itinere, è anche un progetto di ricerca, una ricerca ampia che abbia una ricaduta per gli studenti del nostro Ateneo, ma anche più in generale sul territorio circostante. Il progetto Campus nasce da un'esigenza molto specifica. Circa 3-4 studenti ogni 10 lamentano un disagio di tipo psicologico e 1 su 10 ha una situazione psicologica che raggiunge la dignità di una patologia psichiatrica. Per questo motivo l'Ateneo Scaligero ha voluto promuovere questa iniziativa coinvolgendo il centro collaboratore dell'OMS per la ricerca in salute mentale. Il progetto ha alcune caratteristiche. 1, è digitale, gli studenti accedono digitalmente a questa risorsa. 2, l'intervento che viene proposto è basato sulle evidenze, è stato testato in precedenti sperimentazioni che hanno coinvolto l'Università di Verona. Terza caratteristica è un intervento breve, sono 5 sessioni online, e da ultimo l'obiettivo non è curare, ma è promuovere la salute mentale, promuovere il benessere e permettere agli studenti di acquisire maggiore consapevolezza della propria situazione da un punto di vista psicologico, così come noi tutti abbiamo consapevolezza se abbiamo male alla pancia, a una gamba, eccetera. È importante acquisire consapevolezza anche di come stiamo da un punto di vista psicologico. Il progetto Campus nasce con l'obiettivo di promuovere il benessere psicologico di tutti gli studenti della nostra università. È un intervento che è stato sviluppato dall'OMS e che è stato adattato alla popolazione studentesca. Questo intervento si chiama Fare ciò che conta nei momenti di stress e è fruibile in modalità digitale a cui gli studenti possono accedere attraverso i canali consueti legati alla didattica o anche attraverso la pagina web del progetto della nostra università. È un intervento che si sviluppa in 5 moduli a cadenza settimanale e verrà chiesto anche agli studenti di compilare un questionario all'inizio e alla fine proprio per valutare l'impatto di questo intervento e per vedere anche quali sono le aree di maggiore sofferenza da un punto di vista emotivo. Per l'Ateneo è particolarmente importante non solo avere studenti bravi ma anche studenti sereni.